Stiamo valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l'ordinanza regionale anche qui in Veneto, alla luce di quello che è stato l'esito degli altri ricorsi presentati nelle altre regioni, soprattutto quelle a noi confinanti, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Non hanno ancora presentato alcun ricorso, ma potrebbero farlo presto i genitori del comitato Priorità alla Scuola, reduci dal sit-in di venerdì all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Del resto i TAR a macchia di leopardo stanno sospendendo tutte quelle ordinanze regionali con cui i singoli governatori hanno rinviato il rientro in aula delle superiori, applicando la didattica a distanza al 100%. È chiara l'indirizzo dei vari tribunali amministrativi che, ripeto, sottolineano proprio come alla base di queste ordinanze regionali ci sia una mancanza di motivazione per la chiusura delle scuole superiori. Alla base dei ricorsi l'inefficacia della DAD, foriera detta dei ricorrenti, di disparità di trattamento tra studenti con relativo disagio psicofisico, ma anche la mancata evidenza di una pericolosità maggiore della vita in aula. Per questo io credo che il presidente Zaia in Veneto potrebbe anche fare più bella figura a ritirare la sua ordinanza piuttosto che tergiversare e aspettare che anche in Veneto ci si muova eventualmente con un ricorso. In attesa di una contromossa della regione continua la mobilitazione. Siamo arrivati a costituire quello che sarà un presidio permanente ogni venerdì sotto la Regione Veneto, fin quando almeno le scuole non verranno riaperte.